Ecco, la ricetta, secondo me, la ricetta per risolvere il problema delle liste d'attesa è molto semplice, ma veramente semplice. Bisogna innanzitutto invertire il rapporto nelle strutture ospedaliere che abbiamo avuto fino al secolo che è appena terminato. Cioè le strutture ospedaliere avevano ed hanno tuttora un rapporto di 90% della struttura dedicato al ricovero e 10% alle indagini, al laboratorio. Bisognerebbe arrivare, come sono arrivati negli Stati Uniti, al contrario, cioè 90% della struttura ospedaliera dedicata agli esami di laboratorio e di indagine specialistica e solo il 10% al ricovero. Sì, adesso finisci pure questo, però devo farti presente che stiamo andando verso questo. Da quando hanno abolito sostanzialmente i ricoveri per accertamenti, e questo è un argomento dopo, chiaramente si sta passando di più a questo, però non siamo pronti. Ma permettimi un'obiezione. Stiamo riducendo la struttura di ricovero, ma non stiamo pari ampliando. Non siamo pronti a dare questo servizio. Questo è questo è un disagio maggiore. Ecco. Quindi la ricetta è molto semplice, più mezzi e soprattutto più uomini, perché non possiamo pretendere che una persona riesca a sopperire alla necessità, alla richiesta di visite o di prestazioni specialistiche del nostro bacino d'utenza. Quindi ci vogliono più medici, più infermieri, e se viene bloccato il turnover è impossibile, anche se abbiamo la miglior struttura, risolvere il problema delle liste d'attesa. Il guaio è che la ricetta secondo me è semplice, la cosa più importante è che manca l'ingrediente principale, il denaro, perché è tutto lì il problema, cioè se abbiamo i mezzi possiamo creare le strutture più moderne, come è stato fatto adesso a Verona. Ottimizzare i mezzi e gli uomini, perché scusa, tu dici aumentiamo quelli che fanno la parte ambulatoriale, diciamo, sì, benissimo, però se diminuiamo quello dei ricoveri, non lasciamo le stesse persone, gli stessi mezzi per i ricoveri se vengono diminuiti. Se noi diminuiamo l'accertamento intra-ricovero, benissimo, quelle persone che prima si occupavano spostiamo dall'altra parte. Cioè utilizziamo i mezzi e le persone in maniera ottimizzata. Se avessimo un sindacalista forse qui avrebbe qualcosa da dire. Ma penso che la razionalizzazione sia importante, ma intervenga sulla percentuale minima del problema. Il problema principale sono strutture e uomini che mancano. Poi ovviamente la razionalizzazione, infatti abbiamo delle ASL che funzionano meglio e altre che funzionano dopo vedremo un po' meno bene. Che hanno lasciato a me perplessa. La dottoressa Zotti, sino coordinatrice del PD, forse, adesso non dico da tanti può essere una bestemmia, ma è più vicina forse al problema sindacale. Allora, in merito a quello che abbiamo visto, in merito a quello che ha detto il nostro dottor Tallon, cosa dice lei? No, io posso anche concordare su quello che ha detto comunque il dottor Tallon in linea generale, nel senso che è chiaro che ci vuole una riorganizzazione che va anche in quel senso se vogliamo andare a risolvere il problema, altrimenti andiamo comunque a intestardirci su processi ideologici che non portano comunque poi alla soluzione del reale problema. C'è un problema di risorse che può essere anche risolto con una riorganizzazione di quel tipo, anche se è chiaro che poi possono scaturire altri tipi di problemi che allora dovrebbero prevedere una riorganizzazione comunque del sistema sanitario un po' più ampia, ma qui andremo fuori tema, però è chiaro che è tutto comunque collegato e dall'altra però anche un discorso di priorità, cioè se si decide che il sistema salute diventa una priorità per quanto riguarda gli investimenti della nostra regione, del nostro Stato, è chiaro che qui poi entra in gioco anche dire questi tipi di problemi delle liste d'attesa secondo me sono solo un piccolo allarme che viene lanciato e spesso ha ragione chi dice sono un allarme lanciato dal cittadino che alle volte hanno un fondamento al 100%, alle volte hanno un fondamento all'80%, però danno come risultato una forte preoccupazione perché non si sente il cittadino comunque tutelato, non sente risposto il problema della propria salute, che è uno dei problemi principali che ognuno di noi può vivere. Quindi di fronte a questo dovremmo invertire secondo me alle volte delle logiche sugli investimenti, cioè decidere di investire di più su questo tipo di settore piuttosto che su altri. Cioè, la lista d'attesa io non la vedo solo come problema in sé, io la vedo come un piccolo grande alert di un problema molto più generale che allora può avere come risposta anche quello che diceva prima, anche perché sul fatto comunque delle liste di attesa che si allungano
non c'è solo quello che prima sentivamo, ma ci sono molti cittadini che di fronte al fatto, come prima dicevano, di fronte al fatto che non hanno risposte in breve o in medio termine, vanno comunque fuori, ma non vanno solo fuori dal privato convenzionato all'interno dell'ASL, ma vanno anche proprio fuori regione, soprattutto per quanto riguarda l'ASL 10, questo è un problema, perché siamo territorio di confine, quindi questo rappresenta un grosso problema, e vanno pure a Motta, per cui un'altra ASL, e questo vuol dire fuoriuscita comunque di denaro. Della regione, però vanno anche a vicine. Esatto, Treviso, Castelfranco, Motta. È un altro problema. E questo è un altro problema ancora. Sì, esatto, sono due problemi diversi che però comportano comunque delle fuoriuscite logicamente. È una riorganizzazione globale che adesso vediamo perché spetta poi alla regione la riorganizzazione. Una critica io l'ho fatta prendendo spunto un intervento che ho fatto in un convegno a Treviso, l'ho fatto un po' provocatorio, quando si diceva stanno sempre più diminuendo i letti ospedalieri, e sono diminuiti. Io mi ricordo quando sono venuto a San Giovanni nell'80, in chirurgia c'erano 126 letti, adesso sono 24, diminuiscono, i debiti aumentano, la scusa è diminuiamo i letti perché mandiamo la gente sul territorio, però il territorio non è pronto a riceverlo, la gente ritorna dentro da un'altra parte, un'altra struttura, passa da una chirurgia a una lungourgenza, va a casa, ritorna in geriatria, eccetera. Ecco, questa è la riorganizzazione. Quindi Stival, che se ne è occupato in commissione anni fa ed è attualmente consigliere regionale, com'è questo problema della riorganizzazione tenendo presente proprio quello che ha visto? Ci sono tutta una serie di premesse da fare se guardiamo rispetto al filmato, che tutti concordiamo, insomma è palese, non ci sono problemi. Parte però da un presupposto importante che dove la politica in questi anni, a qualsiasi livello istituzionale, che sia dal sindaco alla regione a Roma, non è riuscita a fare perché la lobby dei medici è troppo forte. Intendo dire cosa? L'ultima grande riforma è stata fatta dalla Bindi nel lontano 92, per quanto riguarda tutto questo discorso qua. Dopodiché è stato tutto intoccabile. Sì, che non è stato tanto applicata, io l'ho No, che non è stato applicata, ma intendo dire, ma non si è riusciti a applicarla, se dopo 18 anni non si è fatto niente, probabilmente è perché le lobby dei medici sono così forti e stanno presto a fare pressione sul cittadino, e quindi la politica poi indietreggia di fronte alle pressioni, perché ovviamente poi il cittadino giustamente crede di più a quel che dice un medico che un politico. Il politico va sempre considerato male, quindi c'è questa premessa da fare. Dopodiché su determinate situazioni, quando parlano e mi parlano di mammografia, anche lì se è un problema perché c'è il problema reale, non credo che aspettino 9 mesi. Se invece parte un discorso di routine, quello è obbligatorio che c'è ogni anno il discorso. Quindi bisognerebbe andare a selezionare un po' poi il discorso. È ovvio che il problema resta. Noi abbiamo tentato tante volte di dire aumentiamo la quantità di numeri da fare, ma poi scatta il meccanismo, ma abbiamo bisogno di più risorse, ma le organizzazioni sindacali non ci stanno perché vogliono il doppio turno, cioè scattano tutta una serie di meccanismi dove in questo momento che la sanità, o in questi anni che la sanità in Veneto vale comunque l'80% del bilancio, non è che valga una piccola fetta per cui troviamo risorse, cioè la maggior parte del bilancio, delle risorse che ci sono in questo momento vale 8 miliardi e mezzo di euro il sistema sociosanitario veneto, dei trasferimenti che abbiamo dallo Stato, e non bastano a dare le risposte secondo i cittadini. Evidentemente dobbiamo comunque fare tutta una serie di cose. Quando poi si va, e se parliamo del San Donatese che 100.000 abitanti ha 3 ospedali, 2 pubblici, 1 privato, 3 ospedali, 100.000 abitanti, la politica che non capisce niente, perché poi quando si parla di queste cose non capisce niente, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ti direbbe che 100.000 abitanti gli basterebbe e avanzerebbe un ospedale, dove può trovare la politica le risorse per, come dicevate, travasarle sul territorio e dare queste risposte quando non mi permettete di chiudere quei 2 ospedali in più che mi portano via e mi drenano tutte le risorse? Perché è vero quello che lei diceva una volta a San Donà, per fare l'esempio, ma in qualsiasi ospedale c'erano 100 posti letto per la chirurgia e adesso sono 20. Ma una volta un'ernia stavo in ospedale un mese, adesso un'ernia la faccio in giornata.
o l'appendice, cioè, ci sono tutta una serie di operazioni che allora ormai... perché il buco del debito aumenta? Se i letti diminuiscono e i ricoveri sono più brevi, ci sarà qualcosa che non funziona? Non è un problema del numero di letti, il numero di dipendenti non cambia. No, questo è il problema. Esatto. Dei dipendenti sanitari ma anche burocratici. Esatto, se il sistema, se voi, è stata fatta una classifica nei giornali poco tempo fa, i medici che superano i 100.000 euro all'anno per prestazioni dirette, indirette, eccetera, ce n'è 100 solo nella US 10. 100 medici che superano i 100.000, arrivano anche oltre i 150.000 euro. Parliamo di queste cifre che poi ricadono comunque in buona fetta nei costi della sanità, e quindi o c'è un ridimensionamento di tutto il sistema in questo senso, in cui, e faccio il terzo esempio, quando si parlava di TAC, fino a 20 anni fa, senza andare tanto lontano, il medico riusciva a essere, il medico di famiglia, a filtrare tantissimo. Ormai il medico di famiglia fa solo e manda solo a fare, e la TAC che non c'era, adesso tutti chiedono le TAC. Ecco, è ovvio che è una conquista e quindi va avanti, ma aumentano in modo sconsiderato e sproporzionato i costi. Questo è un argomento che andremo avanti assieme. Lasciamo un attimo lo spazio alla pubblicità e ritorneremo, perché questo è un argomento che apriamo del tutto nuovo poi.